Guarda, ai ragazzi devo fare solo che complimenti perché abbiamo giocato contro una squadra di altissimo livello, penso alla pari. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare e ci manca sempre quel pizzico, quel tocco per concludere la rete. Però gli faccio i complimenti perché hanno fatto una grande partita e dispiace per il risultato perché giochiamo bene, creiamo tanto, ma poi non riusciamo a portare a casa punti. Dispiace solo per questo, però faccio un applauso ai ragazzi perché hanno fatto penso una partita bellissima, infatti sono usciti tra gli applausi. Guarda, il Kame assolutamente è una buona squadra invece perché abbiamo visto le partite e se la sono giocata con tutte. Stanno facendo lo stesso campionato nostro, creano però non portano a casa punti. Perciò sabato prossimo noi dovremmo centrare assolutamente la vittoria perché comunque giochiamo in casa contro una diretta concorrente e dobbiamo portare a casa 3 punti. Però non dobbiamo sottovalutarli perché si sono rinforzati di tutto adesso, hanno preso un grande giocatore e poi sono una buona squadra, hanno 3-4 giocatori di altissimo livello, perciò noi ne prepariamo la settimana come facciamo di solito, tranquilli, dobbiamo rimanere tranquilli comunque anche se la classifica è quella che è. Però siamo consapevoli delle nostre forze e prima o poi comunque i risultati arriveranno, siamo fiduciosi.